Benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Avete riconosciuto il nostro ospite, che è l'amico e collega Alan Viezzoli, con il quale oggi parleremo del Festival di Cannes che si è concluso l'altra settimana. Alan ha visto quanti film sei riuscito a vedere? Ho visto 36 e 2/3. 36. Poi perché sono scampato. Sì, Okay. allora sì, ho mollato prima il nuovo film di Kevin Costner, semplicemente perché per una serie di incastri sono riuscito a mettere la premiazione e la consegna della Palma d'Oro onoraria allo studio Ghibli, dove c'erano 4 corti dello studio Ghibli inediti allora ho detto, visto che comunque il film esce praticamente a giugno, e ho perso un'ora volutamente per poter recuperare. Quindi non sei fuggito dal... Sì, sono fuggito, ma non per la bruttezza del film. Ecco. Allora vi ricordo che poi oggi, essendo venerdì, dopo avremo nella seconda parte Trieste d'Arte e andremo a visitare a Muggia, al Museo Carrà di Muggia, una mostra messa in piedi per i 100 anni della nascita di Ugo Carrà. Allora, Festival di Cannes, facciamo subito questa considerazione. Come sta il cinema secondo quello che si è potuto capire dal Festival di Cannes? Ma il cinema secondo me continua a stare molto bene, nel senso che continuano a venire prodotti degli ottimi film. Allora, i festival hanno sempre un po' quella caratteristica che quello che passa al festival dovrebbe essere un po' quella che è diciamo il meglio del cinema in quel momento, in realtà è quello che piace ai selezionatori che c'è in quel momento, cioè al di là di veramente pochi casi, come posso immaginare che il film di Coppola, nel momento in cui Francis Ford Coppola ha detto volete il mio film, lo prendi a scatola chiusa perché non puoi non prenderlo, diciamo così. Per il resto sicuramente c'è comunque una selezione dietro e comunque dei ragionamenti e tutto quanto. Detto ciò, secondo me comunque insomma lo stato dell'arte è buono, ecco, sicuramente, e tutto sommato c'è ancora... ci sono tanti registi giovani, perché giovani nel senso di nuovi, sì. Perché tutto il Certain Regard, che è il secondo concorso di Cannes, tutto no, ma insomma diciamo che una buona metà già dall'anno scorso è fatto da registi alla loro opera prima, e tutto sommato c'è anche voglia di sperimentare, insomma. E tra l'altro mi sembra che proprio da un certain regard è arrivata una soddisfazione, non so se dire per il cinema italiano o comunque per un regista italiano, perché Roberto Minervini ha vinto la miglior regia in coppia con un altro regista di cui ora non ricordo il nome, vi chiedo scusa, per I Dannati, che è già in sala. E secondo me è assolutamente meritato, perché è un ottimo film. Roberto Minervini è un documentarista, sì. Quindi se qualcuno all'ascolto magari non è familiare con il nome, è semplicemente perché ha fatto diversi documentari che testimoniano degli Stati Uniti rurali, cioè la periferia degli Stati Uniti. Qui fa il suo primo film di finzione, è ambientato durante la guerra di secessione, c'è una truppa che viene tolta da quella che è il centro della guerra e viene mandata nei territori dell'Ovest per mapparli, per scoprirli, e praticamente lui, nonostante sia un'opera di finzione, fa comunque il documentarista, cioè è come se lui avesse voluto fare un documentario sulla guerra di secessione, ma non avendo una macchina del tempo che lo portasse indietro a quell'epoca, ricrea quello che è l'ambiente, ma lo ricrea come se fosse un documentario, perché infatti non ha sceneggiatura il film, i protagonisti sono degli attori non professionisti, sono un gruppo di militari che ricreano quelli cioè comunque dotati di armi, dotati di vestiti e tutto quanto, e quindi da un lato è appunto veramente quasi un documentario, come se fosse stato girato in quell'epoca lì, e dall'altro naturalmente dà sempre un po' l'idea che credo poi fosse quello che voleva significare Minervini, ovvero il fatto che alla fin fine la guerra nell'Ottocento durante la guerra di secessione o la guerra oggi
oggi. È la stessa. È la stessa cosa, semplicemente cambiano le divise, cambiano i tipi di arma, quella volta avevano delle cose molto più rudimentali, adesso sono più tecnologicamente avanzate, però di base cambia poco. Non ti ho mai chiesto, a te piacciono i docufilm? Non eccessivamente, sono sincero. Questo ti dico, mi è piaciuto moltissimo. Che è particolare. Esatto, è molto particolare. Esatto. Io sono molto di più sul documentario più puro. Più ecco. puro. Se poi invece c'è un amico che discutiamo sempre, non concede diritto di cittadinanza cinematografica ai documentari. Cioè lui dice questo è un documentario, non dovrebbe nemmeno uscire al cinema, è piuttosto intransigente. Esatto, forse un po' troppo. Sì, anche per il resto, non solamente per questo. Allora, dunque, tu hai citato il film di Coppola. Sì. Allora, al di là poi di tutto quello che si può dire, non è stato detto, diciamo così, dai giornali, è stata un po' la delusione, inutile girarci attorno. Decisamente sì. Coppola ritorna a fare film dopo 13 anni, se ricordo bene, dall'ultimo film realizzato, con un progetto su cui ha investito tantissimi soldi personali, non dico tutto, ma insomma credo quasi tutto finanziato in proprio. Gli va riconosciuto questo. Sì, no, esatto, sicuramente è una cosa che lui ha voluto fare, sicuramente è una cosa a cui evidentemente ci teneva. Quindi il fatto comunque di essere riuscito a perseguire il suo obiettivo è assolutamente onorevole. Detto ciò, il film ha anche, se vogliamo, un'accezione molto positiva per il futuro, quindi capisco anche il fatto che Coppola in qualche maniera abbia voluto fare questo film. Adesso ovviamente gli si augura una vita eterna, però diciamo che un po' tutti nell'ambiente immaginano che questo possa essere l'ultimo film, sì, anche perché se i tempi produttivi continuano ad essere questi, onestamente non so se c'è spazio per un altro, proprio fisicamente, ripeto, pur augurandogli una vita assolutamente lunghissima. E quindi si capisce un po' tutto quanto. Detto ciò, alla prova dei fatti il film secondo me non è così buono, semplicemente perché è veramente uno di quei classici film che sono chiarissimi nella testa di chi li fa, di chi li realizza, quindi del regista in questo caso, che mette tutta una serie di metafore per cui quel personaggio magari richiama, che ne so, a quel presidente o a quel industriale, eccetera. Solo che tu che lo guardi non hai veramente idea di cosa succede, quindi puoi fare delle ipotesi, però sono quel classico genere di ipotesi che vale tutto. Ma per esempio si racconta, è un film che avrebbe che per metafore appunto si ricollega all'antica Roma, eccetera. È evidente questo o devi... No, allora sull'antica Roma è assolutamente evidente, perché tutti i nomi sono così, c'è il sindaco che si chiama Cicerone, c'è l'antagonista che si chiama Catilina, quindi è proprio assolutamente manifesto, sì, anche la città in cui è ambientato si chiama Nuova Roma, New Rome. Quindi da quel punto di vista è assolutamente manifesto. Il punto è che appunto anche questa metafora regge fino a un certo punto, anche perché si comincia con un'aderenza una grande aderenza ai personaggi storici che poi si va a perdere tantissimo durante il film, quindi se magari quel tipo di metafora poteva essere chiaro all'inizio, poi diventa sempre un più anacquato. È un film non facile, quello sicuramente. Però tu mi dicevi prima, è probabile che un distributore lo trovi. Io immagino di sì, se non altro per i nomi in ballo, comunque stiamo parlando di Coppola, c'è Adam Driver. Come se la cava? A me non piace personalmente, se la cava bene, no, da quel punto di vista attorialmente non gli puoi dire niente. Però ha beccato una serie di film, sberle sì,
notevoli, decisamente, anche quello su Ferrari. Esatto, quello su Ferrari, se vogliamo anche la nuova trilogia di Star Wars, non è che proprio... Sì, però lui viene fuori... Sì, no, però no, dico come riscontro dal pubblico, dopo insomma. quelli che sono insostenibili, quelli di Ridley Scott, sia quello ambientato nel Medioevo che Gucci, è una roba veramente... terribile. Ma io non ho capito, forse tu sai... È in programma un nuovo Gladiatore, no? Perché non è che nemmeno seguo più di tanto. È in programma il Gladiatore 2, il sequel del Gladiatore. Perché quello è morto, non è che... non so se con il film, ma insomma dico stupidaggini. Proprio siamo arrivati a... Sì, siamo arrivati a Beauty. Ma c'è Anthony Hopkins, mi pare di capire. Guarda, non mi ricordo, può essere, ammetto che anch'io ho seguito poco. Mi pare che ci sia anche un po' lasciato stare. Il film invece, se quello di Coppola appunto era un po' la delusione, cioè, a tuo giudizio quello invece che è la rivelazione, o comunque che si è rivelato un buon film solido di questa edizione del festival? Ma allora, sicuramente, posso dirne tanti, posso dire sicuramente il film di Jacques Audiard, di cui parlavamo prima, che è quello che ha vinto per il cast femminile, poi se vuoi ci torniamo, sicuramente il film cinese di Jia Zhangke, che è un ottimo film. Tutto sommato, anche questo forse un po' inaspettato, anche il film che ha vinto, Anora di Sean Baker, sì, che tutto sommato, non dico che non gli avremmo dato troppo peso all'inizio, ma si è rivelato decisamente molto buono, e a me è piaciuto molto Sorrentino anche, devo dire che purtroppo è uscito senza premi, ma un po' lo capisco, perché sono un po' quei film che, per esempio, secondo me, con dei piccoli distinguo, il film che ha preso il Grand Prix della giuria, che è questo film indiano, e secondo me ha per noi lo stesso problema che può avere il film di Sorrentino per un asiatico, o forse anche già banalmente per un tedesco o un russo, insomma qualcuno fuori dal nostro paese, perché è un film che noi capiamo benissimo, che per noi è chiarissimo, sì. Ma mi rendo conto che visto con gli occhi di un altro popolo non possa non esserlo così tanto. C'è sempre Io quest'anno non ho letto interviste con il componente italiano della giuria, che era Pierfrancesco Favino, sì, esatto. Tra l'altro. C'è sempre la sensazione, per l'amor di Dio, che i giurati italiani... Allora, il compito di un giurato non è difendere il film della sua stessa nazione. Certo. Però, insomma, qualche buona parola uno la... Io ho questa idea che noi non ci si spenda... Non si riesce a imporsi. Sì, non si riesce a imporsi. Devo dire la verità, il fatto solo che ci fosse un solo film italiano in concorso già un po' preoccupava, per allora sì, questo è un po' preoccupante anche nell'ottica di Venezia, nel senso che ne parlavo un po' con gli altri, con i sodali, esatto, soprattutto con mio cugino, ed effettivamente pensando a quali possono essere i nomi italiani per Venezia, in questo momento non ce ne vengono in mente tantissimi, di registi che possano avere i film pronti, dei registi con un certo nome chiaramente, poi è ovvio che l'opera prima ci scappa o l'opera seconda ci scappa sempre. Ed effettivamente anche il fatto di aver visto un solo film italiano, quando generalmente ce ne sono minimo due o tre, esatto, all'interno del concorso lascia un po' perplessi. Detto ciò, io veramente non ho mai capito come funzionano le giurie ed effettivamente quanto ci sia un dialogo, quanto ci sia... Quando c'era Rondi c'era una distribuzione, però ecco, c'è anche questo da dire, ed è una riflessione che vale molto anche quando si parla per esempio degli Oscar al miglior film straniero, a maggior ragione in una realtà come quella del Festival di Cannes. Se fino a qualche anno fa c'erano delle cinematografie dominanti, che potevano essere quella statunitense e quelle europee, diciamo,
europee occidentali. Sì, esatto. Da qualche tempo a questa parte intanto si sono affermate le cinematografie dell'Europa dell'Est, Esatto. ma adesso si sono affermate anche delle cinematografie di paesi emergenti, diciamo così, utilizziamo, che da un punto di vista tecnico della fattura dei film non hanno niente da invidiare ai film. E quindi si parte da un livello di assoluta parità e forse torna la trama ad avere una certa importanza o come dire, il concept generale del film, insomma. Sicuramente sì, allora, posto ovviamente che poi ogni giuria valuta i film come... Sì. Cioè, per esempio, quest'anno è stato dato il premio per la miglior sceneggiatura a un film che di fatto è un body horror, che è bellissimo, cioè è bello da vedere. Come si chiama? Si chiama The Substance, la sostanza. Sì. È molto, cioè nel senso, nel suo genere è un ottimo film, però è un film che tutto sommato non ricorderemo probabilmente nel futuro, ma non lo ricorderemo per la sceneggiatura, lo ricorderemo per le scene, per quello che rappresenta iconicamente nelle immagini. E quindi veramente ti chiedi come quel film lì può essere arrivato a vincere il premio per la miglior sceneggiatura rispetto a altri film che la sceneggiatura invece l'avevano molto più solida, perché era molto più la sceneggiatura da quanto tempo viene inserito nei premi? Ma sicuramente da quando sono io, sì, perché quindi da almeno 11 anni. Non mi ricordavo prima non lo so, ammetto che non me lo ricordo. Allora, parliamo del film di Audiard. Sì. Jacques Audiard è uno dei figli di papà, perché il padre era Michel Audiard. Michel Audiard è collegato alla grande stagione del cinema francese, dei noir, dei Melot, eccetera. Uno sceneggiatore straordinario, e devo dire la verità, anche il lavoro di Jacques è uno che però è un autore che non riesci ed è anche bello per questo, non riesce a etichettare, è vero, perché spazia in effetti da generi a... E questo è un film stranissimo. Questo è un film stranissimo, sì, perché ammetto allora io cerco di leggere il meno possibile, o almeno guardo proprio un accenno di trama, giusto per avere un'idea di cosa andrò a vedere, però cerco di vedere il meno possibile e soprattutto cerco di non vedere i trailer prima di andare a vedere i film quando sono ai festival. Ma in realtà sempre, ma soprattutto quando sono ai festival, proprio per voler partire a vedere il film tabula rasa, completamente bianco, in modo da dire dimmi quello che vuoi dirmi al film nel momento in cui lo vedo e non dal trailer. Tante volte i trailer raccontano forse anche un po' troppo ultimamente. Sì. Detto ciò, non mi aspettavo che il film fosse un musical, ed è un musical basato praticamente sulla storia di un narcotrafficante messicano, uno dei boss del cartello della droga, che decide di cambiare sesso, di diventare donna, e per questo assume un'avvocatessa che praticamente si occupi di tutto quanto per farle cambiare sesso. E il film è veramente eccezionale, nel senso che ha appunto proprio nel cambiamento il suo punto di forza, il messaggio che vuol far arrivare, ma il bello è che in tutto questo il cambiamento del film arriva sotto forma di altre cose che non sono il cambiamento di sesso del protagonista. Per cui non ci si focalizza paradossalmente, esatto, quella che è la, virgolette, quello che sarebbe la bomba narrativa, dopo diventa un elemento che dimentichi perché si passa ad altro e perché lo dai, cioè viene dato nel film per normale, perché non diventa un caso per cui faccio il film sul narcotrafficante che cambia sesso, ma faccio il film sul cambiamento, e quello è uno degli elementi del cambiamento, ed è talmente naturale, deve essere naturale in questa società. Evidentemente dice Audiard, e io sono assolutamente d'accordo con lui, che appunto non ci metto il riflettore sopra. E senti, il tono del film
essendo, partiamo, è un musical, ma rimane drammatico oppure... Sì, no, allora diciamo così, è più voltato sul drammatico, Okay. Naturalmente ha certe soluzioni, magari un po' di comodo, magari un po' tra virgolette inverosimili, che però vengono giustificate dal fatto di essere un musical, cioè nel senso il fatto di essere un musical gli dà un po' quell'aspetto da fiaba quasi, per cui tutto sommato, anche se effettivamente dici sì, ma qua probabilmente gli avrebbe puntato una pistola in testa, avrebbe sparato, per dire, cioè se fossimo stati veramente in quel contesto là, nel film ci passi sopra perché dici, boh, tutto sommato ci sta nel meccanismo. Senti, le musiche sono originali? Le musiche sono originali, Okay. sì, e sono secondo me anche molto buone, devo dire. Tutti gli interpreti, in particolare il cast femminile, perché quest'anno la giuria ha deciso per il premio alla miglior interprete femminile di premiare tutto il cast femminile del film, e in effetti tutto sommato è vero, perché dare il premio a una sola delle attrici avrebbe voluto dire fare un torto alle altre, perché veramente sono intanto ci sono queste decisioni. Tra l'altro, dicevi prima la Palma d'Oro onorifica è andata allo studio Ghibli, c'è stata anche, io adesso sono certe cose, la Palma d'Oro onorifica a Meryl Streep, introdotta da Juliette Binoche con una roba triste secondo me, perché a un certo punto non se ne può più di certe cose, anche perché insomma ste lacrime, non è che apparsa, credo fosse il primo giorno un po' passato, ma non è che forse non è che premi la Madonna o premi un'attrice bravissima, però insomma premi un'attrice, adesso conduciamo le cose. Sì, se vogliamo anche un po' tutto sommato, io sai che non sono un grande fan, la consegna della Palma d'Oro onoraria a George Lucas l'ultimo giorno è stato fatto durante la cerimonia di chiusura, e anche lì c'è stata un'ovazione infinita per quello che tutto sommato è un regista, cioè nel senso... Sì, dovessero decidere di darla a Clint Eastwood, dovrebbe venire in teatro. Sì, esatto. Vabbè, ma insomma, esatto. No, interessante più che altro questa dello studio Ghibli, che significa, anche qua non è che lo studio Ghibli abbia bisogno di un riconoscimento, però insomma è importante che sia stato fatto. Esatto, sì, sono quelle classiche cose per cui non c'è un vero bisogno, nel senso che tutti sanno chi è lo studio Ghibli, tutti apprezzano quello che lo studio Ghibli fa, però secondo me averglielo dato è una cosa estremamente giusta, estremamente, se vogliamo in qualche modo anche doverosa. Insomma, e senti, per caso, vabbè che insomma giustamente uno va al cinema e partecipa ai festival e va a vedere i film nuovi, non si ferma. Mi incuriosiva vedere se Sbatti il mostro in prima pagina è invecchiato o meno. Guarda, avrei voluto andarlo a vedere, anzi, più che l'avevo nel programma, avevo addirittura anche il biglietto, solo che per tutto un incastro di cose ho preferito piuttosto andare a vedere il nuovo film di Desplechin, e ho detto... Mi spiace per il mostro in prima pagina, però ho preferito vedere un film nuovo. Giusto, anche se uno vede. Però ecco, se non avessi avuto un problema di incasti, o se effettivamente in quel buco di tempo non ci fosse stato quel film per cui fosse stato libero, sicuramente sarei andato a vederlo e in questo momento ti avrei dato la cosa. Purtroppo il grande rammarico di chi partecipa ai festival è che bisognerebbe avere la cosa giratempo di Harry Potter, come Hermione che riusciva a seguire 2 lezioni contemporaneamente, e qua bisognerebbe fare un primo giro in cui vedi i film nuovi e poi rifare il festival e vedere solo che i restauri. Perché sui restauri ce ne sono sempre tanti. Comunque ce ne sono. Ma tutti i festival, Cannes, Venezia e Berlino, ci sono praticamente ogni giorno, ci sono 3-4 restauri. E lì ti piange il cuore non riuscire a vederli tutti, però non puoi, cioè veramente... Allora, parliamo invece, entriamo anche nelle programmazioni cinematografiche che non sono legate al Festival di Cannes, però al Festival di Cannes è stato presentato Furiosa, che è l'ultimo capitolo, in realtà un prequel. Esatto. Anche di questo cominciano a non poterne più. Adesso è venuto fuori, arriva su Disney Channel la prossima settimana
un altro prequel di Guerre Stellari e uno... non ce la si fa, vabbè, boh. Sì. E questo Furiosa Mad Max Saga, che era stato salutato, leggevo dai critici, molto bene, nel senso, e che però pare che, soprattutto nel mercato americano, sia un flop, perché un film costato 168 milioni di dollari, che nel primo weekend in America ne incassa 32, può già andare a chiudere, significa un flop, sì. Eccetera. Leggevo ieri su Dagospia, non mi ricordo se era un pezzo loro o se era un pezzo tratto da qualche altro giornale, che c'è una certa apprensione per un numero di flop importanti da parte di alcuni film in America, e che mette un po' in agitazione. Certo, se fa flop come si chiama, quello spin-off di Spider-Man con Dakota Johnson, okay. Non ci vuole molto per capire che la gente, se deve andare a vedere una statua, non una statua, vabbè, comunque se non vi dico che faccio body shaming, però vuol dire, non so, anche durante la stagione tu hai captato cose di questo genere? Ma allora, è sempre un po' difficile. Io, per quanto riguarda Furiosa in particolare, ti dico, è un film che, allora, a me ha detto poco, ma ammetto che aveva detto poco anche Mad Max Fury Road. Anche il precedente. Sì. Esatto, quindi evidentemente sono io che ho un problema con il film, non il film in sé. Detto ciò, il film è sicuramente in linea con il precedente, anche se io l'ho trovato meno, forse con meno azione rispetto a quello che mi sarei aspettato. No, ce n'è, non che non ci sia, capito. Però me ne aspettavo un po' di più, ecco, soprattutto in certi punti perché quell'altro era proprio... perché l'altro era proprio, macinava continuamente. Sì. E secondo me è un film che, rispetto al precedente, che era veramente una cosa a sé stante, cioè il Mad Max Fury Road veramente era un unicum suo, questo qui prende un po' la deriva dei film Marvel, ha un po' non ti dico quella comicità, ma insomma quel modo un po' di fare, infatti anche ne parlavamo prima, Hemsworth è un po' fuori parte, perché mentre anche nel precedente tutti erano, non so come dirti, super seri, seri, ma non nel senso di seriosi, ma nel senso convinti, questo qui è sempre quel filo sopra le righe che è un po' troppo per quello che è il mood del film, l'umore del film. E quindi magari anche un po' questo, il fatto di voler vedere Mad Max e trovarsi l'ennesimo capitolo Marvel, insomma, ecco, comunque film di quello stampo lì. Posto che io la domanda è sempre un po' quella, ovvero quanto poi effettivamente anche questo tipo di film riesca comunque a battere la pigrizia degli spettatori, che ormai sono troppo abituati a vedere i film a casa, ovvero il fatto di dire: esce il nuovo Furiosa, è un film bellissimo, un film adrenalinico, è quello che piace a me perché ha le esplosioni, le battaglie, le cose. Vado a vederlo al cinema, ma tanto fra 2 mesi lo troviamo in televisione, cosa vuoi che andiamo? E allora temo che ci sia un po' anche questo, al di là proprio della qualità del film. Io so che tu non ami le serie, non so poi se hai capitolato, quantomeno ok. Però, per esempio, magari parlando anche con i tuoi giannizzeri, è stata notata una sorta di interferenza, ingerenza tra una certa quale serialità e un certo tipo di cinema? Allora, forse la domanda è... allora sicuramente l'abbiamo notato molto fortemente con il nuovo film di Kevin Costner, che sembra quasi più una serie che... Io pensavo fosse una serie, tra l'altro. No, non lo è. È una serie di film, perché in realtà i film sono film, perché sono blocchi di 3 ore,
Ostroccio. Che però, perché allora lo spiego un attimo, Kevin Costner ha fatto uscire questo nuovo progetto che si chiama Horizon, an American Saga, in cui sono previsti 4 film da 3 ore ciascuno, di cui i primi 2 sono già pronti. Il primo l'abbiamo visto a Cannes ed uscirà in giugno, credo, e il secondo uscirà in agosto. E poi, ma allora è un serie, cioè... È il terzo e il quarto capitolo, da quello che ho capito io, sono scritti, ma Kevin Costner sta cercando i fondi per realizzarli, non sono ancora girati. Quello che noi pensavamo prima di vedere il film è che i film vivessero di per sé, cioè nel senso il primo film si completasse e poi arrivasse il secondo. In realtà il primo film, al di là che poi io non ho visto l'ultima ora, ma poi me l'hanno raccontato, sì. Cioè ne parlo con cognizione di causa, perché insomma poi ne abbiamo parlato con gli altri. Il primo film introduce tutta una serie di persone le cui avventure si vedranno o continueranno a vedersi nel secondo, di fatto. E in effetti anche tutto sommato come, se vogliamo, impostazione visiva del film, essendo un western, perché è ambientato nella frontiera agli inizi, quando l'Ovest era ancora non colonizzato, eccetera, eccetera, quindi praticamente gli albori del western, però c'è sempre quella tendenza allo stringere sui visi, cioè proprio quella tendenza televisiva di prendere le persone anziché mostrare i panorami come era nei vecchi film di western. Abbiamo tempo ancora per dobbiamo chiudere ai 36. Che ti è parso della consegna dei David di Donatello di quest'anno? Ma non... Della consegna e non del verdetto. Ma della cerimonia, mi dici? Tutto sommato senza infamia, senza lode. Ma questi che gli hanno dati i premi sotto scala? Allora, sì, cioè io capisco Conti che dica... bisognerebbe parlarne un po' a lungo. Cioè, nel senso, capisco quello che dice Conti, capisco anche quello che dicono loro, che dicono sì, però a noi avrebbe fatto piacere essere nel teatro con voi. Io credo che non sia facile organizzare una cerimonia del genere e tutto sommato, ti dico, forse rispetto ad altre volte, dai, ce la teniamo così. Sì. Io me la terrei così. A te piace sempre il Davide Donatello? Ma non ti dico perché. Ma sì, è che, cioè, più che altro mi rendo conto, è sempre quello, il fatto è che... Sì, noi non sappiamo fare questo tipo di cose. Allora, non sappiamo fare questo tipo di cose e l'altro problema è che hai una trasmissione in cui per 3 ore devi dare premi e io non riesco a trovare un modo, cioè non riesco a immaginarmi un modo diverso. Almeno sul sottoscala avevi un qualcosa di diverso rispetto al far salire il premio. È però molto preoccupante che i premi li consegnano i presentatori, perché vuol dire che nessuno accetta di consegnare i premi ai colleghi. O non l'hanno chiesto, non lo so. Mi pare un po'... Non lo so, però ti dirò, tutto sommato, rispetto alla premiazione di Cannes in cui facevano arrivare un attore a caso facendogli dire 2 parole, o come agli Oscar che c'erano i discorsi degli attori per gli attori. No, quello era terribile. Cioè, piuttosto che quello, allora che sia Carlo Conti a dargli quello il premio, è terrificante, quello dei 5 attori, orribile. Ecco. Grazie ad Alan Viezzoli per essere stato con noi. Una poltrona per uno. Il venerdì e replica il lunedì alle ore 13 su Radioattività e su RDE. Noi ci vediamo martedì con Trieste in diretta, adesso c'è Trieste d'Arte, andiamo a visitare una mostra dedicata ad Ugo Carrà.